Brutta sorpresa oggi a Palma di Montechiaro, malviventi hanno rubato il defibrillatore posto nella teca di via Turati davanti alla farmacia Miceli. È il secondo episodio che si è verificato dopo il furto del primo defibrillatore posto nella centralissima piazza Matteotti a Palma di Montechiaro. Provo veramente sgomento e vergogna di come si possa privare tutta la cittadinanza di uno strumento salvavita realizzato dal progetto Salva una Vita grazie a 26 imprenditori locali, dice l'assessore Giuseppe Petrucci del comune palmese. Detto ciò, si fa presente che tutti i defibrillatori sono identificati con matricola e posti in zona videosorvegliata H24. Sono state pertanto avvisate immediatamente le forze dell'ordine che stanno visionando le immagini per poter individuare gli autori. Non si può giocare con la salute. L'episodio è stato condannato fortemente anche dal sindaco di Palma Stefano Castellino, che si augura che le forze dell'ordine possano identificare gli autori o gli autori di questi furti.